Eder, Mech, Pallister. Claudio, quali sono i primi ricordi che hai di Liliana? Si sedeva immancabilmente dietro di me e c'erano questi occhi verdi-azzurri e si tirava Befana, si tirava via i Ray-Ban per far vedere gli occhi. Non è che serviva, ma per capirci. E quando il vostro rapporto è diventato più concreto? E lei mi ha detto, è successo il 19 dicembre dell'81 ed eravamo là. E dopo mi sono ricordato anch'io il posto, la via, il numero della via e la soffitta dove andavamo, 40 anni dopo. E Sebastiano, tu invece quando hai conosciuto Liliana? Ho conosciuto Lili a Gorizia, al caffè teatro, e ho visto queste 3 ragazze, e tra cui ho visto Lilli, e sono rimasto folgorato da questa ragazza. Qualcuno dice che il figlio di Liliana del 93 potesse essere di Sebastiano, ma Sebastiano ha detto che è tuo, Claudio. Come mai? Bisogna chiederlo a lui perché l'ha detto. Semplicemente, dunque, ho sentito dire che io l'ho saputo in questi giorni, non lo sapevo niente prima, mai. Ho sentito che ci sono 2 i fascicoli che parlano di aborto di Lilli, e quel primo è dell'85, quello potrebbe anche essere perché forse probabilmente ci frequentavamo di più. Per il 93 escluderei assolutamente perché avevo conosciuto da poco la mia futura moglie ed ero troppo preso di lei per pensare a Lilli. Io non sapevo né della prima né della seconda, io non sapevo per niente che Lilli avesse avuto delle gravidanze interrotte. Non abbiamo mai parlato. Quindi Sebastiano potrebbe averlo detto per vendicarsi di te. Ma me ne frego del suo volere vendicarsi, semplicemente io non... La mia presenza quanto conta? La mia presenza in questo caso conta quanto l'assenza, se vogliamo, non è un problema di presenza-assenza. Chiedete a lui perché lo ha fatto. Io mi ha svergognato talmente tante volte di aver parlato solamente semplicemente perché con Lilli ci scambiavamo un bacio o facevamo un idro assieme, che è poco più di niente, e mentre adesso viene fuori questa storia che mi sembra che è un poco peggio, perché per una donna il fatto di abortire mi sembra che è una specie di omicidio commesso a mani salve, se vogliamo. Guarda, è una mia supposizione, io non ho detto esattamente che è lui, il mio pensiero, anche perché Liliana non aveva conoscenze, diciamo, aveva amici qua e là, ma conoscenze diciamo di un certo spessore era solo Claudio, perché noi siamo andati a tante gare dove lui era presidente del marathon. Io conoscevo Sterpin proprio perché era presidente del marathon, siamo andati tantissime volte. È difficile riuscire a pensare che tu a Liliana non hai chiesto di più su questo segreto. Ma come facevo a chiedere, scusa, la tua donna, la mia donna che era lì, viene da me piangendo dicendomi ho bisogno di te, bisogno che mi aiuti, ho bisogno che stai con me questa notte, domani devo andare all'ospedale perché devo abortire. E io me la sono tenuta lì tutta la notte, lei tremava, piangeva e tremava e piangeva. E io mi sono chiesto tante volte, ho detto ma perché Liliana ha voluto essermi vicino, avermi vicino a lei? Poteva anche andare da sola, fare quello che doveva fare e poi nessuno lo sapeva, però a me è venuta vicino quasi chiedendomi scusa, quasi non so. Questo per me è un pensiero d'amore, un qualcosa di molto molto forte. Liliana era spaventata, era terrorizzata da questo. Io non ho mai voluto chiedere niente, se lei voleva dirmelo me l'avrebbe detto. Perciò io sono stato vicino a lei ha sofferto moltissimo e ci è voluto un po' di tempo prima che si calmasse. Sergio ha deciso di divulgare questa notizia ritenendo fosse fondamentale per le indagini. Vergognoso, proprio vergognoso, guarda. Vergognoso, fratello che fa queste cose. Io vorrei. Lei ha parlato successivamente di stupro poi, ma la domanda è una veramente, cioè a cosa serve perché attribuisce la gravidanza a Claudio Sterpin? Perché l'attribuisce questa gravidanza? Io non avevo nessuna conoscenza di altre persone che frequentasse, lei non frequentava nessuno. Questo comunque ha una forza
importante, perché in realtà c'è anche un'altra testimonianza, una SIT del marzo sempre del 2021 di una amica di Liliana, che è quell'amica che Sebastiano telefona proprio il 14 di dicembre quando scompare Liliana, alla quale dice che poi Liliana ha portato con sé tutti gli effetti personali, compreso carta di credito e portafoglio. Sì. C'è lei che dice dell'esistenza, di essere a conoscenza di una relazione tra Claudio e Liliana tra gli anni 80 e gli anni 90, quindi era cosa nota, cioè non è vero che nessuno sapesse di una relazione, perché anche questo è agli atti. Questa SIT è agli atti dell'indagine. Non stiamo a confondere tra l'amicizia e l'amore. L'amicizia, la frequentazione, certamente che Liliana aiutava Sterpin in tutte le sue cose nel momento in cui si è reso conto che lui era vedovo, era solo. È lui che le ha chiesto Però- aiuto. Sapevi tu che Liliana per hobby stirava camicie? No, io non lo sapevo. Lui aveva bisogno di una badante. E qui Aveva bisogno sento- della badante. Io non posso star lì a discutere di Claudio, quello o quell'altro, non so loro. Io all'epoca, nel 93, non conoscevo. Era la sua badante, sì. Ma non nel 93, ma di cosa parliamo? Ma no nel 93, io non parlo Abbiamo del 93. detto che io frequentavo Lilli dall'80 al 90. Nel 93 io ero tutto preso con la mia futura moglie e Lilli andava con Sebastiano. Se è rimasta incinta, è di lui che è rimasta incinta. Facciamo i conti giusti. Stiamo parlando del 1993. Dopodiché io mi sono ritrovato con Lilli, è chiaro, ma 20 anni dopo. Su, stiamo parlando del 1993. Io Liliana non la frequentavo, punto. Lei andava con Sebastiano. Tanto ci vuole. Cioè, cosa vuoi dire? Che era figlio mio? E allora cosa state dicendo? Tutti state bevendo sulla Sebastiano, storia di che sia Sterpin. chiaro. Noi siamo qua per scoprire Allora- cosa è successo a Liliana, come è morta Liliana, non queste persone qua che comunque dicono queste cose qua, dai, fino adesso. Dai, per favore. Intanto stavamo mescolando decenni di frequentazione tra me e Lilli o tra Lilli e Sebastiano. Decenni, motivo per il quale non c'entra niente. Adesso, perché questa storia sia venuta fuori, lo avete detto voi prima, io non aggiungo altro. Cosa vi siete detti tu e Liliana, Claudio, nelle ultime telefonate? Eccolo, allora noi non abbiamo parlato di niente di più che non dei programmi per la settimana successiva o per dai, il per weekend favore, successivo. Senz'altro e basta. Perché non ci chiedete di che cosa abbiamo parlato nelle 6 ore che il 1° dicembre e il 7 dicembre Lilli era a casa mia? 6 ore, cosa c'entrano 16 minuti di telefonata in confronto a 6 ore di presenza assieme? Siamo uomini. Lei 16 minuti mi ha raccontato cosa aveva fatto il weekend precedente, è chiaro. Erano andati, vorrei che esca il parlato di quel tabulato. 20 minuti non sono 16. Intanto, e 16 minuti abbiamo parlato un poco io, un poco lei, per raccontarci, non ci vedevamo da una settimana intera, per cui avevamo tutta la settimana di raccontarci cosa avevamo fatto, punto. Non sicuramente, cioè lei, è stato detto che io l'ho terrorizzata telefonandole, era fuori casa, Liliana era al Giulia, non era in casa. Sbagliato. Che il suo telefono ha agganciato Sbagliato. la cella di via Giulia 77 Ecco, e non di casa sua, primo. Poi abbiamo parlato di tutto un po', evidentemente, e lei era talmente nervosa che cosa doveva fare? Correre a suicidarsi? Lei non si è suicidata, volete capirlo o no? Lei è stata prima pestata, era colpita da pugni e schiaffi ed è stata portata qua, dove siamo noi oggi, cadavere, ed è stata tenuta chissà dove. Sebastiano, sei tornato nel boschetto, sei tornato in un posto in cui in realtà dici di non essere mai andato. Venire qua mi si spezza il cuore, un dolore forte. Quante volte facevo le foto Liliana in mezzo a questo arco di rose. Tu devi pensare che questo boschetto è come 2 campi di tennis, no? È piccolissimo, no? Si potrebbe anche entrare da qua, però io non conosco, io non ti dico, non sono mai stato, non so dove. Penso che sia verso di là, sai? C'è una rete, perché c'è una rosa lì, c'è una rosa là. Io non so mai. Ma tutte le ipotesi sono aperte. Venire qua, guarda, per me veramente, anzi ti dico sinceramente, non vedo l'ora di andare via
è buono, dai, va bene. L'alibi di Sebastiano ti convince, Claudio, o per caso è forse come un formaggio svizzero? Cioè, ci sono dei buchi? Certo che ci sono, infatti non potranno non emergere. Lui ha detto che ha un alibi perfetto, che perfetto non è per niente, c'ha un sacco di buchi e verrà fuori. Voglio sperare che le indagini che verranno condotte la prossima volta, che vuol dire aspettiamo cosa la dottoressa Cattaneo dice, e dopo con questa procura, meglio se con la prossima, il caso verrà riaperto, perché grazie al dottor Dei Notti che si è opposto all'archiviazione, verrà rifatto tutto, e voglio sperare che vengano fatte delle indagini un poco più approfondite e che gli inquirenti, appunto, anziché cambiare la serratura della porta di Sebastiano, controllino meglio le cose, se vogliamo, perché grazie agli inquirenti lui ha detto che è riuscito anche a finire il suo alibi perfetto, non ce la faceva a concluderlo. Quella rosa è la numero 120, il martedì scorso erano 120 martedì che Lilli è scomparsa. Io non devo niente giustificare al signor Sterpin, c'è la polizia che ha fatto tutte le indagini, tutti i sopralluoghi, tutte le cose, hanno verificato tutto. Lui ha le sue idee, tutti hanno bevuto la sua storia d'amore, assolutamente questa grande storia d'amore, che dovevano qua, dovevano là. Ma non ci sono prove, non ci sono immagini, non ci sono messaggi espliciti. Quei 4 messaggi che c'erano, 4, lui le ha cancellate la mattina che è andata il giorno dopo, il giorno 6, è andato in questura e le ha cancellati queste. E lì quei messaggi dimostrano come lui braccava Liliana, non la stava cercando, braccava Liliana. Questa è la realtà. Sì, eccolo, ma come si bracca una persona? Una persona si lascia braccare per telefono, gli sbatte giù il telefono. No, la cercavi tu. Io con Liliana. Lei scappava da te, scappava. Ma da chi? Da te. Da chi scappava? Ma da chi scappava? Perché mi telefona, era spaventata. Il momento in cui lei si è resa conto del pericolo che stava vivendo. Questo era il pericolo. Ma quale pericolo? Pericolo che tu dicevi che la vuoi portare via, che dovevate andare lasciare Sebastiano. Ma dai, per favore. Dove la volevo portare via? Il momento in cui Liliana si è resa conto di quello che stava vivendo in quel momento. Intanto, tu la braccavi. Lasciatemi per cortesia parlare del suicidio. Prima del suicidio. Liliana non poteva essere venuta a suicidarsi perché intanto non riusciva a raggiungere il posto dove l'hanno trovata, non ha lasciato un segno, un'orma, un'impronta su tutti i sacchi. 2. Se è venuta qui il giorno 14 l'avremmo trovata rovinata dai cinghiali che in quel periodo qua pullulavano. Ho trovato io qua, dove siamo noi in questo momento, ho trovato escrementi e scavi che fanno i cinghiali in cerca di tuberi. E in 3 settimane non avremmo trovato niente di Liliana. Se viceversa è venuta qui a suicidarsi, come qualcuno intende, il 3 o il 4 di gennaio, qualcuno deve spiegarci dove è rimasta indenne per 20 giorni, con intatta la merenda della mattina di quel giorno, l'integratore dei capelli che aveva appena assunto. Lei era posata qui poche ore dopo essere scomparsa, lei. Ma anche se dove è stata tenuta, non è possibile che lei non abbia digerito l'uvetta in 20 giorni e l'integratore che ha preso per i capelli quella mattina. Sono 20 giorni. Uno si suicida, fra 20 giorni si porta dietro, ma non ridiamo, su. Qualche disinformato sostiene che tu, Claudio, abbia cancellato dei messaggi che ti sei scambiato con Liliana. Allora, i messaggi non li ho cancellati io, ma la struttura dove ho portato a riparare il mio telefonino, c'ho i testimoni, perché era pieno di virus. Ma i miei messaggi sono tutti contenuti, tutti, nel tabulato che l'avvocato Nicodemo mi ha fatto portare i miei telefoni a Udine e sono stati recuperati tutti i dati che ci sono su. E allora la telefonata di 12 o 13 minuti non è lunga e quella di 16 sì, per 3 minuti di differenza, ma non facciamo
i ragazzini. Io innanzitutto voglio dire che in realtà Liliana scappava da Sebastiano, perché questo ce lo dice la consulenza informatica che cerca come divorziare e come lasciare il marito. E poi a proposito del suicidio voglio dire che in realtà è proprio il medico legale di Sebastiano, l'avete fatto vedere, il dottor Barisani, che in realtà anche lui non crede all'ipotesi del suicidio, dice che è un'opzione altamente improbabile, molto insolita. Gennaio del 2024, tant'è che il professor Barisani dice anche che va approfondita la lesività che è presente al volto di Liliana, perché dice che Liliana sicuramente ha subito una lite, un alterco, è stata in un qualche modo purtroppo interessata da un litigio e che sicuramente però quella lesività non l'ha portata, non ha cagionato la morte, ma probabilmente sarebbe deceduta a seguito di un malore. C'è qualcosa che dimostra i vostri progetti futuri, Claudio? Non ci sono prove, le prove siamo noi dovevamo Ma dai, fare per favore, d'accordo, dai. il weekend, Le prove ma siamo dai, noi, dai, per favore. Il weekend Vergognati. bastava che Lili vivesse e le vedevate. Noi dovevamo andare probabilmente a Umago a passare il weekend e quando tornavamo indietro Lili si fermava a casa mia. Comunque posso dire una cosa, sono convintissimo che Sebastiano sa tutto questo, sta recitando malamente la sua parte, perché fino a pochi giorni prima io inventavo la mia storia d'amore con Lili, subito dopo mi fa padre di quando Lili andava con lui, di un aborto di 20 anni fa. Come ho fatto a fare un aborto 30. a Lili su e questa uscirà cosa fuori, qua. e uscirà fuori. È solo un'invenzione nella sua testa. Io consiglierei a Sterpin, Noi a parte andare come a si Umago permetti, a passare come il ti weekend. permetti andare in trasmissione con l'immagine di mia moglie sul Sì, petto? certo. Come ti permetti? Dimmi. Lo farò come ancora, non ti preoccupare. No, non puoi farlo. Io Non con puoi. l'immagine di Lili andrò in Vergognati piazza di questo. Montecitorio. Vergognati. No, non mi vergogno per niente. Gente perfettamente estranea che non conosceva i rapporti tuoi con Liliana parla ancora di imbuto sentimentale. Ma quale imbuto? Ma cosa volete sapere voi dei nostri rapporti? Non riterrò mai Sebastiano assassino di Liliana e spero che non lo sia. Ho solo detto, e lo ripeto, lui sa tutto quello che è successo a Liliana. Sa tutto quello che è successo, non può essere altrimenti e sono convinto che la verità vera emergerà, perché il suo alibi del giorno 14 fa buchi. C'è della gente in Italia, per fortuna, all'insaputa di tutti, che ha tirato fuori tutti i movimenti di Sebastiano del giorno 14, 15, 16, 17. Naturalmente tu resti convinto che Liliana non possa essersi suicidata. C'è una ragione per questo? Perché non può essere, da come noi ci parlavamo negli ultimi tempi, è impensabile che Lili potesse suicidarsi. Ero io con lei, non Sebastiano. Io con Lili abbiamo fatto i nostri programmi e progetti per il futuro ed è impensabile, se io la vedo suicidarsi non posso crederci. No. Se la vedo, perché non esisteva nel suo parlare alcuna ipotesi ma non di suicidio, di non venire ad abitare da me. Sebastiano lo sa, non esiste nessun terzo uomo. Io chiedo a Sebastiano di raccontare tutta la verità che lui sa, punto. Lui sa esattamente quello che è successo a Lili, non punto il dito individuando in lui l'eventuale assassino. Lili non si è suicidata, primo, voglio sperare che emerga, non ha aspettato 20 giorni per venire ad suicidarsi qua, lei è morta purtroppo per lei, io considero il 14 dicembre. È stata tenuta da qualche parte e una banda di bastardi l'ha portata qua in questo posto dove noi ci troviamo oggi, che io considero simbolo perché è l'ultimo posto sulla terra che ha visto l'orma di Lili calpestarlo e ci verrò ancora, ma tutta la gente che è implicata in questo caso non può non vedere che con angoscia questo posto perché gli ricorda quel fattaccio. Guarda, io non ho niente da giustificare al signor Claudio, io chiedo solo una cosa al signor Claudio: cosa facevate voi tre al posto delle fragole il giorno prima per un'ora avendo l'intuito che il corpo di Liliana fosse là e tu il giorno dopo vai in questura dicendo
io penso che potreste andare a vedere lì del boschetto, forse c'è il corpo di Liliana. Adesso spiegami questo. In questo posto siamo venuti perché Liliana assieme a Salvo e Gabriella veniva qua con loro a portare i cagnolini a passeggio, me lo diceva. Salvo mi ha proposto di venire qua, io ci sono venuto il 3 perché erano qua loro, non c'ero mai venuto io qua in questo posto, mai, dopodiché purtroppo ho dovuto venirci qualche centinaio di volte, questa è la realtà. Io voglio la vera verità, come quello che dite voi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.